Amici di Gazzetta Regionale, siamo in compagnia del tecnico della Vigor per Conti Stefano Fabi. Mister, oggi avete perso i calci di rigore, ma resta secondo me un 2026 fatto ampiamente sopra le righe. Sì, dai, devo fare i complimenti ai miei ragazzi, sono orgoglioso di loro, del percorso che hanno fatto. Non ci dimentichiamo che questa squadra a dicembre era a 7 punti dai playoff, ha fatto penso qualcosa di impensabile per le squadre normali. Non sono una squadra normale, sono una squadra speciale. È mancato peccato oggi, però il percorso secondo me è straordinario. No, non siete una squadra normale, mister, perché al secondo tempo e anche ai tempi supplementari sei riuscito a rincartarla di nuovo l'allenatore avversario, che insomma è Giovanni Greco, non è uno qualunque. Cosa è mancato nei 120 minuti? È mancato il gol per un'inezia, per un salvataggio su una riga, per un centimetro sfiorato, però il calcio è questo, dobbiamo accettarlo, dobbiamo fare i complimenti a loro, gli facciamo un grande in bocca al lupo per la fase nazionale, adesso tifiamo per loro perché comunque nella fase nazionale rappresentano il Lazio ed è giusto tifarli. Da sottolineare questa grandissima sportività del tecnico della Vigor per Conti, mister. Non so che altro dirti, complimenti comunque per il percorso che hai fatto. Guarda, ringrazio voi del supporto e ripeto, faccio i complimenti ai miei ragazzi, sono orgoglioso di loro, sono dei ragazzi speciali. È chiaro che speravo per loro un altro finale, non è successo, però hanno un futuro importante davanti a loro ed è giusto che se lo prendano tutto.